siamo arrivati in Friuli Venezia Giulia, nella zona delle Dolomiti friulane, dove la natura la fa da padrone, perché stiamo parlando di un posto decisamente bello, interessante. Siamo in primavera in questo momento, diciamo che siamo pieni di gemmoline, quindi la primavera non è ancora sbocciata, e parliamo di un territorio che ha tantissimo da offrire. Con noi Giuseppe Mariani, direttore di Montagna Leader, che è un gruppo di lavoro che si occupa della promozione e lo sviluppo del territorio. Buongiorno Giuseppe, ci racconta Dolomiti friulane, che zona siamo, che cosa contengono questa parte di zona delle Dolomiti friulane e le caratteristiche. Buongiorno a tutti voi. Dolomiti friulane è un territorio, diciamo, tutta la parte montuosa della provincia di Pordenone. 26 comuni vanno dal confine veneto, quindi il comune più in alto è Erto e Casso, che probabilmente molti già conoscono per altre vicende, non tanto turistiche ma per ricordi di un disastro che è avvenuto, e si sviluppa fino al fiume Tagliamento, che è il fiume che fa da confine con la provincia di Udine, per scendere poi verso la parte più pianeggiante del territorio, che sono i Magredi, una pianura steppica, credo sia l'unico esempio in Italia di pianura steppica, grandi possibilità di visite per quanto riguarda gli aspetti floristici in quella zona, perché si racconta che la flora appunto è stata portata dagli zoccoli dei cavalli delle invasioni degli Ungari. Caspita, comunque una palestra a cielo aperto anche da un punto di vista sportivo, perché tante sono le attività che si possono praticare in questo territorio. Sì, noi la definiamo un luogo, cioè questo territorio dove è possibile fare una serie di attività di visita sportive e quindi di dinamicità fisica ma anche psicologica, di mente, quindi per la conoscenza del territorio, delle storie, delle tradizioni. Però quello che ci piace soprattutto sottolineare è questa possibilità di mettere a dura prova tutte le nostre attività sensoriali, cioè quindi dal camminare, dall'arrampicare con le mani, quindi la possibilità di utilizzare le palestre di roccia, di utilizzare diversi mezzi per fare del trekking a piedi, a cavallo, piuttosto che la scoperta dei mestieri, delle arti, del territorio e soprattutto il godere dei panorami e di quanto si può fare. Dico, ci sono una serie di attività sportive che vanno dalle più soft alle più hard. Vi ho parlato delle passeggiate, del trekking, però c'è anche il deltaplano, c'è il canoeing, ci sono una serie di attività veramente spettacolari, emozionanti, adrenaliniche che uno può sul territorio sviluppare. Ecco perché palestra a cielo aperto e palestra sì, tutto l'anno. Tutto l'anno, certo, infatti, perché da un punto di vista sciistico abbiamo Piancavallo, quindi si scia tranquillamente fino a scendere a basso quello che possono essere appunto le passeggiate. Un turismo però di nicchia abbiamo detto, quindi è vero che è tutto l'anno a tutto tondo, però con delle particolarità, con degli alberghi diffusi, con degli alberghi piccoli di charme, spesso gestiti dai proprietari, quindi anche questa è una particolarità. Sì, noi su tutto il territorio, come lei ha citato, c'è il polo più importante da un punto di vista sciistico, appunto il Piancavallo, e in quella località c'è una dotazione, diciamo, di camere letto, di alberghi strutturati di grandi dimensioni. Sì. Il resto del territorio invece è più coperto, diciamo, cioè, dove la ricettività è più di carattere familiare, con piccoli alberghi, piccole strutture ricettive molto curate. È molto diffuso il sistema dell'albergo diffuso, scusate il bisticcio di parole, e dell'affittacamere e dei bed and breakfast, proprio per dare ospitalità a piccoli gruppi familiari, quindi anche a piccoli gruppi sportivi o persone che vogliono in qualche maniera avere questa curiosità di conoscere questo territorio che per molto tempo è rimasto un po' nascosto dai grandi flussi turistici. Non abbiamo, come dicevo, grandi strutture, però quelle all'interno delle valli dove è possibile soggiornare sono veramente di qualità, perché ognuno si è specializzato in piccole nicchie, quindi ognuno conserva delle caratteristiche storiche del posto e le mette in risalto. Certo, questo è importante. Territorio anche non solo interessante dal punto di vista turistico, ma anche interessante dal punto di vista di artigianato. In questo momento siamo a Maniago, al Museo della Coltelleria, una storia incredibile. Qualche secondo dedicato a questo museo perché ne vale la pena. Ma è un museo, allora, diciamo che Maniago è la capitale di produzione dei coltelli in Italia, non solo coltelli, ma tutto quello che è lama, cioè strumento di taglio.
pertanto dalle forbici alle cesoie agli strumenti per l'ortodonzia, piuttosto che a tutta la lama per la robotica da cucina. Non cito nomi famosi, però tutti sappiamo dei robot in cucina che usano delle lame e la maggior parte vengono fatte qui a Maniago. Quindi Maniago ha questa sua storia ormai diciamo secolare, sviluppata lungo tutta una serie di eventi storici, dalla Repubblica della Serenissima, dove noi eravamo specializzati per fare le armi da spunto, quindi le lance piuttosto che gli arpioni o strumenti diciamo di guerra in quel momento, per arrivare ai tempi più moderni, dove la specializzazione era anche per la creazione di baionette per quanto riguardava soprattutto l'esercito tedesco, per arrivare poi invece a tutta una gamma di prodotti che vanno dallo sportivo alla cucina a quello che a tutto l'utilizzo della lama al cinema, perché abbiamo delle aziende, un'impresa che fa costruzione di armi, di spade, di lance, cioè storiche, quindi per rievocazioni storiche. Per esempio cito il Caravaggio, lo sceneggiato in televisione, le spade erano fatte qui a Maniago, così per le principali rievocazioni storiche, ma anche la spada di Brevard, piuttosto che i pugnali di Diabolic, dico, cioè giusto per un po' scendere di tutto, un po' per qualsiasi tipo di livello dove si voglia guardare. Non solo coltelli, dicevo, ma anche cavatappi. Ci piace ricordare che circa il 70% della produzione nazionale fatta di cavatappi è fatta qui a Maniago. Caspita. E corrisponde in questo momento grosso modo qualcosa meno del 50% della produzione mondiale. Eravamo nettamente superiori fino prima che gli spagnoli diventassero i nostri grandi competitor. E quindi ci hanno un po' sorpassati. E a questo punto, visto che stiamo parlando di coltelli, cavatappi, ci viene in mente il vino, ci vengono in mente i tantissimi prodotti presidio slow food che sono di questa zona. Io qui mi sono segnata la cipolla rossa di Cavasso, la pitina che è un insaccato particolare, questo formaggio d'Asin e tante altre, mi pare. Sì, i prodotti di enogastronomia abbiamo tantissimi, i 3 citati da lei sono forse i più famosi. A fianco a questi vorrei ricordare il figo moro di Caneva, piuttosto che i vari ecotipi di fagioli, però tutto questo io credo che sia più interessante venire ad assaporare che io vi stia qui a raccontare cosa sono, perché veramente sono questo tutti buoni, potrebbe essere l'ultima maniera, l'ultimo senso da attivare in questa palestra a cielo aperto. Certo, sicuramente. Allora ringraziamo il signor Damiani e noi devo dire che andiamo a cercare qualcuno che ci racconta di gastronomia, perché vive di gastronomia, un'appassionata. Andiamo a cercare la signora Silva. Ed abbiamo trovato un'esperta del settore, quindi parliamo di gastronomia in questo nido eccezionale. Siamo all'Hotel Belvedere, che è un ristorante molto particolare, pieno di cuori, pieno di armonia, pieno di calore. E piena di calore e sicuramente di simpatia quanto di esperienza è la signora Silva. Buongiorno Silva. Buongiorno a lei. Allora, che cosa ci racconta di questa gastronomia delle Dolomiti Friulane, molto particolare, e poi cosa sono le caratteristiche e le pietanze tipiche del suo ristorante? Allora, il Friuli ha piatti principali come i formaggi, e come formaggi abbiamo un formaggio asino che viene prodotto solo a Tramonti e formati dal CIT, più i montasi, latteria. Gli insaccati di vario genere e tipo, e in particolare la pittina. Questa pittina, ecco, che cosa è? Un salame, che non è un salame perché non ha budello, vengono fatte quasi degli hamburger, leggermente più alti. Vengono fatti con carne di capra e lardo di maiale, oppure con alcune carni di selvaggina, a seconda la zona dove vengono preparati. Cosparsi di farina di polenta, la quale non fa penetrare leggermente i parassiti, vengono quasi protetti dalla farina di polenta, affumicati in legno di ginepro e portati per le transumanze. In particolar modo perché questo tipo di insaccato, che non è insaccato, veniva fatto dai pastori. Certo, non proprio leggera come pietanza. No. Oggi con cosa l'abbiniamo? L'abbiniamo con i nostri vini del territorio e la potremmo fare o leggermente stagionata, per cui si mangia come un salame, oppure cotta ai ferri su una polentina fresca, oppure fatta come all'aceto balsamico o all'aceto di vino, in padella. E che vino abbiniamo? Un friulano, assolutamente. Quello sicuramente. Un friulano. Un rosso.
No, è un bianco. No, abbiniamo un bianco. Un bianco. Bene. Sì. E invece in questo posto così carino, così particolare, così armonioso, cosa mangiamo? Allora, in questo periodo erbe di tutti i tipi e generi, perché spontaneamente si raccoglie almeno una quindicina d'erbe e in questo periodo stiamo facendo anche una rassegna d'erbe e poi da padrone fa il nostro focolare, nel quale cuciniamo sia carni che verdure che formaggi alla griglia. Perfetto. E invece la signora organizza anche dei picnic molto particolari in stagione chiaramente, ma picnic liberi, chiamiamoli così, ce la racconti meglio? Allora, da maggio a ottobre si possono prenotare durante la settimana e anche il sabato dei picnic. Il costo non è molto alto e noi prepariamo. C'è un itinerario, ci sono 2 itinerari per l'esattezza, uno è collinare, si va in Montepala e qui sul Cret dietro di noi, che è la nostra collina, e su uno spiazzo verde serviamo il cesto con tovaglie di lino dove c'è di tutto, preparato in una maniera come fosse una favola e dove il cliente troverà il cesto quando arriva nel prato. Che meraviglia! E non deve preoccuparsi di nulla perché il servizio sia del portarlo che dell'andarla a ritirare ci pensiamo noi. Benissimo. L'importante è che ci sia una bella giornata. Certo, questo è importante. Mentre l'altro viene fatto con una degustazione vini in una cantina vicino a noi, che è la cantina di Armani Albino. Ho capito. Quindi ottime pietanze, ottimo vino in un circondario decisamente bello, perché la zona, questo comprensorio delle Dolomiti Friulane è sicuramente di tutto rispetto dal punto di vista naturalistico, è una palestra a cielo aperto come abbiamo detto prima e soprattutto è una zona da scoprire e riscoprire con un pizzico di modernità calato in tutto quello che sono le tradizioni della zona. Vi aspetto su viaggivacanze.info con un articolo dedicato e poi naturalmente con un saluto da parte di Rosanna Fudoli.